Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. Sono davvero tante le novità che hanno costellato la sesta giornata del 33esimo campionato provinciale. A partire dalla Serie A1, infatti nel primo girone abbiamo visto un cambio di guardia ai primi posti. Le prime due della classe, il Noi Team Elettrolaser e il New Tartan, si sono sfidate e proprio questi ultimi hanno vinto per 3-2. E un altro cambio di guardia c'è stato anche nel secondo girone di Serie A1. Infatti il Fai Futsal si è fatto raggiungere da un agguerritissimo Corvinul Unedoara. E poi in Serie A2, dove la Scaligera per la prima volta da inizio campionato non ha vinto. Questa settimana infatti ha pareggiato dopo le 5 vittorie consecutive che c'erano state. Ma queste sono solo alcune delle novità che vi racconteremo nel corso della puntata. Prima, come sempre, una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. Sesta giornata. A1, girone A. Cambio della guardia in vetta al primo girone di Serie A1. Si sono scontrate infatti le prime due della classe, il Noi Team Elettrolaser e il New Tartan. Entrambe sono arrivate a questo appuntamento da imbattute, con soprattutto il Noi Team che aveva dato l'impressione di essere la squadra da battere, mentre il New Tartan sembrava la classica outsider. La sfida diretta però ha detto il contrario, con il New Tartan che ha vinto per 3-2 superando l'avversaria al primo posto. Al centro sportivo di San Floriano a Nulla è servita la doppietta di Viviani, vincente invece è stata quella di Arduini. È riuscito così a ridurre la distanza dalla vetta al Futsal Veroma, che ha avuto vita molto più facile contro l'Egas, superata con un netto 6-0 con doppiette di Albertini, Campaldini e Rizzardi. Le prossime 2 giornate saranno davvero decisive per le ambizioni del Futsal Veroma, poiché coincideranno con i 2 riposi delle prime 2 della classe. E dopo un riposante BVP, al quinto posto è salita l'Ottica Love, che grazie al secondo successo consecutivo in 2 settimane ha scalato 4 posizioni. I 3 punti questa volta sono arrivati dopo la gara contro i Red Devils, superati 5-3 con doppiette di Bottacini e Gonzato. Stanno facendo davvero fatica i Diavoli Rossi a ingranare in questa stagione. Invece non ci si è affatto annoiati a guardare la gara tra gli Smigolè e il Timber Times, che hanno concluso con un pirotecnico 8-8. Un punto a testa che fa contenere entrambe le squadre, che almeno abbandonano l'Egas all'ultimo posto. In questo festival del gol a metterla in rete più volte è stato Bonora degli Smigolè, che ne ha segnati ben 4. A1, girone B. Non ci si può mettere comodi che nel secondo girone di Serie A1 cambia la vetta della classifica.
Il Five Futsal infatti si è fatto raggiungere da un rampante Corvinul Hunedoara che ha battuto i Liverpolli per 6-1 presso il centro sportivo De Stefani. Tra i vincitori doppietta vincente per Nisipasu. E ora la gara della verità sarà tra 7 giorni, quando Five Futsal e Corvinul Hunedoara si affronteranno per decidere chi sarà la squadra a guidare il girone. Tale situazione però non sarebbe arrivata senza il pareggio del Five Futsal contro l'Unione. L'1-1 è un risultato che in pochi si aspettavano prima della gara, ma questo comunque testimonia il fatto che l'Unione quest'anno sembra meglio attrezzata rispetto alla scorsa stagione ed è capace di rubare punti a tutte le avversarie. Al terzo posto ha comunque ridotto il distacco dalla vetta il Transilvania, che ha vinto una gara infinita contro la Cigè Polisportiva Pedemonte, terminata sul punteggio di 6-5. Doppiette vincenti per Moaca e Barfu, inutili invece quelle di Pietro e Stefano Beraldini. Rimane in pianta stabile in zona playoff la piazzetta Storr, che questa settimana ha avuto la meglio dei Rangers Lugagnano per 5-0, con 2 reti a testa di Fior e Romellini. Ha riposato il Valaia, che ha visto fortunatamente mantenere inalterato il vantaggio delle squadre che la seguono. A2 Girone A. Si è interrotta la striscia di vittorie consecutive della Scaligera, ma non quella dell'imbattibilità, perché contro i Bad Boys è arrivato un pareggio per 5-5 che però ha portato un profondo cambiamento in classifica, perché la Scaligera è stata raggiunta dall'Atletico Dinamo proprio 7 giorni prima dello scontro diretto. Tra i Bad Boys è stata una prestazione magistrale di Da Silva, che ha segnato ben 4 reti che mantengono la propria squadra nella parte alta della classifica. L'Atletico Dinamo invece ha avuto una vita molto più agevole contro l'Oto, battuto con un perentorio 8-2 e con ben 4 reti di Alberti. Al terzo posto, in solitaria, troviamo il Domicali Verona 91, che ha battuto 4-3 uno Sporting Ardan tosto, ma che alla fine ha dovuto cedere alla sconfitta e pure all'ultimo posto in classifica. Vincente la tripletta di Zonaro, inutile invece quella di Gioca, bomber di un Ardan sempre più giù. Solo un punto in più sopra, al penultimo posto, troviamo la Yolanda Urs, che questa settimana ha subito una nuova sconfitta, anche se questa fa più male delle altre, perché è arrivata contro gli East Green Boots, che sembrano aver così salutato definitivamente la zona retrocessione. Il confronto è terminato sull'8-4, con 4 reti per Dalbon tra i vincitori, e altrettante sono state segnate da Revello, unico marcatore della Yolanda Urs. A2 Girone B. Forse si è rotto qualcosa in casa Sandrà, che in 2 giornate ha dilapidato il proprio vantaggio sul resto del gruppo. Questa settimana la squadra giallo-blu non è riuscita a battere l'Atena, certamente non una delle squadre più in forma del girone, ma ha pareggiato invece 5-5. Al centro sportivo L'Aquila il giocatore più prolifico è stato Verzini dell'Atena, che ha messo a segno 4 reti. Al secondo posto le inseguitrici non stanno certo a guardare e troviamo distanti un solo punto una coppia di squadre, formata dalla C Monzarella e dal Caffè La Perugina. Il Monzarella ha ottenuto la vittoria più larga della giornata, battendo 9-3 il GSV con tripletta di Pasetto. E meno roboante nei numeri ma comunque prolifica in materia di punti è stata la prova della Perugina contro il Rizza, superato 3-1 e lasciato così nella parte più bassa della graduatoria. Doppietta vincente in questo caso per Micheloni. Sono poi riusciti a recuperare una posizione quelli dei Turtles con Soltic, che hanno battuto 7-3 un povero Buredoc che con il punto raccolto dall'Atena è rimasto solo in fondo alla classifica. A lungo si ricorderà di questa serata marogna dei Turtles, che è riuscito ad andare a segno per ben 6 volte, spianando nettamente la strada ai suoi. A2 Girone C.
Dopo 5 vittorie è terminata la striscia di imbattibilità del quarto piano. Questo è accaduto a opera dei Sammy Boys, che hanno vinto il confronto con il punteggio di 4-3 con tripletta vincente di Bortignon. Alla luce di questo risultato, i Sammy Boys sono riusciti a portarsi a soli 2 punti dalla vetta dell'ultimo girone di Serie A2, che però ora è condivisa appunto tra il quarto piano e anche l'FC Albania, che ha approfittato dell'impegno sulla carta facile con gli ultimi del Palazzolo Futsal per salire al primo posto. Il match è terminato sul punteggio di 8-4 e ben 6 delle reti della vittoria sono state messe a segno da Codra, autentico protagonista della serata al Paganini Center. Sono poi riusciti a mantenersi sul treno dei primi anche i Teen Spirits, anche se hanno dovuto fare appello a tutte le loro risorse per battere i Bugs Barney per 3-2. Dall'altra parte questa sconfitta pesa parecchio sull'economia dei Bugs Barney, che forse hanno perso definitivamente il treno dei primi e devono ora stare attenti a non perdere anche quello dei play-out. È invece tornato al successo il Taurus, che ha avuto la meglio per 5-1 sul futsal lugagnano, che rimane così sempre all'ultimo posto in compagnia del Palazzolo. E dovremo attendere la prossima giornata per la sfida diretta tra queste due compagini, già in pericolo retrocessione. In questo caso doppietta vincente per Biolchini. Matteo Valli, Palazzolo Futsal. Una partita iniziata un po' in sordina all'inizio, poi sì, avete ripreso, ma nel finale avete ceduto e qualche errore di troppo nei passaggi, soprattutto in difesa. Purtroppo sì, abbiamo esagerato con gli errori in difesa e questo ci è costato caro per la partita, soprattutto negli ultimi minuti in cui stavamo recuperando finalmente la partita con grande grinta dei miei ragazzi e purtroppo abbiamo ceduto per 2 errori fatali. Bisognerà fare qualcosina per registrare un po' la situazione, perché ce l'avete messa come fiato. Assolutamente sì, la grinta c'è, la voglia non manca dai ragazzi, sicuramente in allenamento cercheremo di aggiustare questi errori banali che spesso commettiamo. E anche in avanti qualche volta serviva un po' più di grinta nel cercare di svicolare, di sfondare. Sì, purtroppo questa sera è mancato anche un po' di cattiveria davanti, anche se devo dire ragazzi sono stati tutti bravissimi. Purtroppo siamo anche decimati da parecchi infortuni e questo è il dunque. Prossima volta andrà meglio. Assolutamente, dobbiamo vincerla. Vogli, Agron, Albania. Una squadra velocissima in avanti, siete partiti subito veloci e avete mantenuto un ritmo direi insostenibile. Allora, i ragazzi per fortuna che non ci sono stati fatti male, soprattutto perché eravamo in pochi, non abbiamo avuto anche i cambi, comunque dai, insomma, bravi, un applauso ai ragazzi, sono stati bravi, dai. A parte la velocità, avete dei passaggi che sono precisi, non sbagliate. Allora, quando c'è il gruppo, cosa succede? Si trovano uno con l'altro e insomma, a occhi chiusi va e hai visto il risultato comunque, bravissimo, no? Siete soddisfatti, eh? Ma ci mancherebbe, guarda, volevamo qualche gol in più, però non è arrivato, dai. Beh, ma bastano quelli che avete fatto. Comunque, dai, c'erano occasioni che si poteva fare qualcosa in più, dai, no? Per il campionato cosa vi aspettate? Adesso facciamo passo uno alla volta, vediamo la prossima, vediamo come sarà la prossima, speriamo che sia come stasera, dai. Però sarete in vena come stasera. Dobbiamo essere, non ci sono alternative, noi dobbiamo esserci. Elia Pasqualini, Barg Barney. Avete perso l'ultimo minuto? Purtroppo sì, abbiamo pareggiato, volevamo vincerla, però è andata così. Partita combattuta, ci rifaremo la prossima. È una partita combattuta sicuramente. Devo dire che forse bisognerà che registriate un attimo in avanti anche la difesa, perché qualche passaggio sbagliato di troppo, qualche improvvisazione così, magari ci voleva qualche attimo di riflessione. Troppa frenesia, questo il primo anno di calcetto lo paghi così e dobbiamo registrare un po' la squadra, però ci siamo. Sì, ci siete, però dovete secondo me esserci un po' di più.
con calma, c'è tutto il ritorno ancora, quindi andiamo avanti e cerchiamo di fare il meglio possibile. Non siete soddisfatti proprio esattamente, a parte il risultato, ma neanche del gioco, mi pare. In parte sì, essendo il primo anno, però potremmo fare molto meglio e ce la metteremo tutta, insomma. Daniel Flores, Team Spirit. Avete rischiato all'ultimo minuto, eh? Sì, è stata una partita molto difficile, un avversario molto, molto forte, anche se avevamo il vantaggio, alla fine ci hanno un po' messo in difficoltà, ci siamo un po' perso la concentrazione, ma alla fine siamo riusciti a fare il terzo gol, mettiamo molta anima, cuore alle partite, nostra prima esperienza in questo torneo. Quindi per il futuro partite con una vittoria, ma anche con l'esperienza di doverci mettere la grinta che ci mettete, qualche precisione in più. Certo, dobbiamo mettere più di grinta, più concentrazione per le prossime partite. Cosa vi aspettate dal campionato? Fare una bella figura prima di tutto, perché come ho detto prima è la nostra prima esperienza in questo torneo, e fare bene e divertirci. B. Girone A. Tra tutti i gironi finora analizzati non ce n'è nemmeno uno equilibrato come il primo di Serie B, con le prime 4 squadre divise da un solo punto, 2 al primo e 2 al terzo posto. In vetta per ora troviamo lo Svapo Monkey e le riserve. Proprio queste ultime hanno pareggiato 4-4 con i terzi del Beverly Hills. C'è stata una doppietta per parte e gli autori sono stati Daku e Perrotta. Lo Svapo Monkey è riuscito a vincere la propria gara contro il Galatasaray per 9-2, escludendo quantomeno l'avversaria di giornata dalla lotta per la vetta. È stata infatti una brutta botta, soprattutto a livello morale, per il Galatasaray, che ha visto le speranze di recupero completamente cancellate. Doppiette vincenti in campo per Molon, Accardi e Pantaleone. Hanno invece guadagnato dei buoni punti anche i Faivazza Augusta, che hanno vinto facilmente la gara contro la Carletto Sway per 8-2 presso il centro sportivo Azzurra. In realtà è stata la gara di Bragantini che ha trovato la via della rete per ben 4 volte. E poi c'è stato del movimento anche nella parte bassa della classifica, perché l'Athletic Birra ha vinto il confronto con i Magellano 11 per 7-5, raggiungendo gli avversari di giornata e abbandonando l'ultimo posto in graduatoria. Sono state addirittura 6 le reti di Gedu per un Athletic Bir finalmente pimpante e che fra una settimana potrebbe anche replicare contro la Carletto Sway. B. Girone B. Sembra che non ci siano proprio avversari per il Verona United, che ha vinto la quinta gara da inizio stagione e questa volta contro le Giraffe Blu, battute 9-0 presso il centro sportivo De Stefani. Troppa la differenza tra le due squadre, che ha permesso agli attaccanti del Verona United di fare ciò che volevano in area avversaria. Ne hanno approfittato soprattutto De Mori e Righetti, andati a segno per 3 volte. A 4 punti poi segue il Campari Dortmund, che ha battuto 6-3 la Pizzeria da Giuseppe nello scontro diretto che avrebbe sancito chi sarebbe stata la prima alternativa alla prima della classe. Doppietta vincente per Valley, che comunque ha contribuito perché il Dortmund guadagnasse una posizione. Ha guadagnato qualche punto anche l'Athletic Miatanto, che ha vinto 3-2 la gara contro lo Schalke Zero Fiato. Un successo che permette all'Athletic di agganciare la parte centrale del gruppo, abbandonando definitivamente i bassi fondi. Doppietta vincente per Massa Grande, inutile invece quella di De Barros. Ed è ancora da disputare la sfida tra DC Bindeloni e Dance Scaligera.
Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E questo è davvero tutto dalla sesta giornata del 33esimo campionato provinciale MSP. Noi vi aspettiamo per tutte le novità come sempre su questi schermi.